Buongiorno, bentrovati e bentrovate, prima edizione giovedì 6 marzo, ancora insieme nella nostra prima edizione, tante le notizie insieme fino alle 13:30, la cronaca dal territorio come sempre per il Trevigiano. Andremo ancora a vedere l'ennesimo raid di furti, questa volta commesso a Mogliano in un noto negozio di articoli per la casa. Prima però non possiamo che cominciare la nostra prima edizione con gli aggiornamenti sull'omicidio di Limena nel Padovano, perché emergono dettagli inquietanti sul ritrovamento del corpo senza vita dell'anziano di cui abbiamo parlato anche ieri nel corso dei nostri telegiornali, trovato morto nella sua abitazione, era rinchiuso dentro un armadio. Sentiamo il servizio. L'orrore scoperto dai carabinieri, il corpo di Franco Bernardo Bergamina è stato trovato chiuso nei sacchi neri all'interno di un armadio sigillato con del nastro adesivo in una stanza della sua abitazione di Papa Giovanni XXIII a Limena. Dai primi accertamenti del medico legale sembra che ci fossero delle ferite alla testa, le gambe legate. Il corpo dell'80enne era in avanzato stato di decomposizione, solo l'autopsia potrà datare il periodo della morte. I vicini e la sorella però non lo sentivano da circa una settimana. Sono stati loro a contattare i carabinieri, preoccupati, temevano fosse successo qualcosa di grave, ma mai si sarebbero aspettati una fine così macabra. Siamo entrati forzando la porta anche grazie ai vigili del fuoco e abbiamo rinvenuto il cadavere di questa persona in una delle stanze dell'abitazione. Purtroppo il cadavere è in avanzato stato di decomposizione, per cui al momento non siamo in grado di poter stabilire le cause della morte. Saranno fatti degli accertamenti a riguardo. Franco Bernardo Bergamina da qualche tempo ospitava un ragazzo, si chiamava Alessio ed era originario di Trieste, sui 30-35 anni. Queste le informazioni che i vicini hanno dato ai carabinieri. Al momento nemmeno lui si trova, lo stanno cercando ovunque. Sembra che vivesse in una stanza dell'appartamento che Bergamina gli aveva affittato in cambio di qualche aiuto domestico. Con il giovane c'era anche una ragazza, ma la presenza era saltuaria. Bergamina era invalido, da qualche tempo non guidava più l'auto, d'estate trascorreva lunghi periodi al mare, viveva a Limena da qualche anno, era originario di Piazzola sul Brenta, poi aveva vissuto anche a Campo San Martino. Solitario, estroso nell'abbigliamento, non parlava molto ma era cordiale. Nell'ultimo periodo i vicini però raccontano di rumori notturni e anche di una lite piuttosto accesa. E i carabinieri infatti stanno indagando per omicidio. I vicini dicono non lo vedevano da giorni. Negli ultimi tempi ospitava un uomo più giovane nell'abitazione e questo non si trova. Le parole della vicina Pasqualina Mason. Sentiamo. Era una settimana e mezza che non sentivo più rumori, perché prima facevano un rumore anche di notte. E vivevo con un ragazzo che era abusivo e veniva qua a dormire con un'altra ragazza, con Franco, e non si sentiva sbaltare tutti i mobili, non si sapeva cosa facevano. La mia sorella una sera è andata fuori e ha detto: ma Franco, ma cosa stai facendo? E lui non ne ha neanche risposto. E questo quando è successo questa cosa? 2 o 3 settimane fa. E poi l'avete più visto dopo quell'episodio? L'ho sentito. E mia sorella aveva un sospetto, ha detto: ma sento che non parlano più, ha detto: ma vorrei, ha detto, che fosse successo qualcosa, un presentimento che l'abbia ucciso. Perché era quel ragazzo di sopra, non era tanto quel che viveva insieme, non era tanto. E dopo lo vedevo venire, anche io lo vedevo, sto ragazzo venire alla sera tardi, e dopo andava via la mattina, anzi pomeriggio. E questo ragazzo da quant'è che non lo vede? Il ragazzo adesso l'ho visto una settimana fa, che è passato davanti a casa mia, qua davanti alle porte, e dopo non l'ho più visto. E dopo è venuto qua il cognato di Franco, che è il marito della sorella, e ha detto: scusate, a noi avete notizie di Franco? Perché gli ha detto: no, ho suonato il campanello, non mi risponde. Oddio, mia sorella ha detto: anche noi non lo sentiamo più. E ho detto: perché anch'io ho detto un po' un presentimento se sto uomo non c'è. A me mi hanno detto che è andato in montagna, che ha lasciato a casa il telefono. E tra poco ci collegheremo in diretta con la nostra Valentina Visentin proprio da Limena per ulteriori aggiornamenti emersi in mattinata, ma subito, come accennato all'inizio di questa puntata, andiamo a Mogliano Veneto, dove per noi c'è la nostra Lina Paronetto. Lina, buongiorno. Ancora furti, stiamo a Mogliano, siamo in un negozio di articoli per la casa. Cos'è successo?
Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo qui con Alberto Pivetta che cura la parte tecnica. Abbiamo da poco parlato col referente di negozio che però sta chiudendo. L'intervista ve la proporremo naturalmente nei telegiornali di questa sera. Siamo davanti allo stabilimento di Mogliano di Zanutta, marchio piuttosto noto di prodotti per l'edilizia. È un rivenditore naturalmente per addetti ai lavori dell'edilizia. Alberto sta riprendendo appunto anche questo marchio piuttosto noto, non ha sede solo qui e un piazzale molto fornito di materiale, naturalmente bancali e bancali di materiale. I ladri hanno colpito qui per la seconda volta in 3 mesi, perché ci spiegavano che già agli inizi di dicembre c'era stato un colpo analogo. Se Alberto lo faccio spostare di continuo, mostra il cancello, sono entrati da quel cancello lì, lo vedete, quello d'ingresso, lo hanno forzato, sono riusciti anche, tra l'altro ci spiegavano, probabilmente non con poco sforzo perché è piuttosto pesante. Erano addirittura attrezzati con un furgone e hanno aperto con un piede di porco poi l'ingresso principale, quello da cui anche noi da quando siamo qua abbiamo visto arrivare tutti gli operatori che vanno e vengono per acquistare materiale. Eccola qua la porta con il piede di porco, si vede ancora un segno sul profilo in basso e poi con appunto un piede di porco hanno forzato la porta e hanno approfittato del tempo che gli ha dato l'allarme che è scattato, erano circa le 4:40 di stamattina, hanno poi svuotato alcuni scaffali proprio i più prossimi all'ingresso, quelli che vedete gialli, non con merce a caso ci hanno spiegato, ma con materiale piuttosto costoso. Siamo nell'ordine complessivo, però bisogna prenderlo un po' con le pinze perché naturalmente è ancora indicativo, sui 15.000 euro, più o meno lo stesso valore che aveva avuto il colpo di dicembre, quando proprio davanti alla vetrata a cui sta facendo le riprese Alberto hanno sfondato in quel caso con una mazza proprio quel vetro che vedete, per cui un colpo ancora più d'impatto, diciamo, anche a livello di danni. In questo caso ci spiegavano appunto materiale comunque di pregio, materiali macchinari di precisione, utensili che si usano per lavorare e che non sono stati presi a caso, nel senso che sapevano di andare su oggetti appunto di valore. Resta da vedere naturalmente se possa essere la medesima banda dell'ultima volta. Le telecamere di videosorveglianza li hanno comunque ripresi, sono già stati consegnati i filmati ai carabinieri che stanno indagando anche su questo secondo colpo. Il materiale per l'edilizia, lo sappiamo, purtroppo è tra la merce più presa di mira dai malviventi. Qui siamo in una zona artigianale e sappiamo anche che viene rivenduto facilmente purtroppo a molti canali attraverso i quali può essere rivenduto, per cui non sappiamo appunto se si può parlare in questo caso di un furto su commissione. Sicuramente gente che sapeva ci hanno detto su che materiale andare a utilizzare quei pochi minuti che il sistema d'allarme gli ha dato di vantaggio prima naturalmente che arrivassero i titolari e le forze dell'ordine. Questo per il momento direi è di qui da Mogliano Veneto, con l'ennesimo furto. Li raccontiamo purtroppo ogni giorno, un po' quelli in abitazione, un po' quelli alle attività commerciali come in questo caso, e restituiamo la linea allo studio. Grazie Rina, siamo in grado di farvi vedere anche il colpo che era stato messo a segno a dicembre, come diceva Lina Paronetto, dal nostro PC, una foto che è arrivata in redazione giusto per farvi vedere l'entità dei danni, ovviamente tutti i dettagli durante i telegiornali di questa sera. E siamo subito pronti per andare a Limena dalla nostra Valentina Visentin, come annunciato poco fa, per gli ultimi aggiornamenti invece sul giallo, questo omicidio che si è consumato in casa. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Limena. Alle mie spalle proseguono i rilievi dei carabinieri nell'appartamento di via Papa Giovanni XXIII, dove ieri pomeriggio è stato ritrovato il corpo senza vita di Franco Bernardo Bergamin, l'80enne ucciso e poi nascosto dentro ad un armadio, perché sono emersi dei particolari inquietanti sul ritrovamento del corpo. Sembra che l'anziano fosse seminudo, quindi con il busto scoperto, vestito solo nella parte inferiore
superiore nascosto dentro a 2 sacchi neri dell'immondizia, chiusi poi all'interno di un armadio che era stato sigillato con del nastro adesivo, e nella stanza delle boccette di profumo per coprire l'odore del corpo. Insomma, una messa in scena per ritardare quanto più possibile la scoperta del cadavere. Questa insomma sembra essere ormai chiaro. Infatti potrebbe essere passata più di una settimana dalla morte dell'anziano, perché l'ultima volta che i vicini lo hanno visto e sentito è stato quasi 10 giorni fa. E quindi era stata l'ultima volta che lui aveva salutato i vicini, poi nessuno lo aveva più visto, tant'è che ieri, preoccupata, la sorella e il cognato erano venuti qui, avevano dato l'allarme e i carabinieri sono arrivati trovandolo poi nella stanza. Si cerca il ragazzo, l'uomo tra i 30 e i 40 anni, di nome Alessio, originario di Trieste, che da qualche tempo era il coinquilino di Franco Bernardo Bergamin. Si appoggiava qui, aveva affittato una stanza all'interno dell'appartamento, anche lui non si vede da giorni, i vicini lo hanno visto qualche giorno fa e poi più nulla. Lo cercano anche in Friuli Venezia Giulia, dove appunto un tempo risiedeva. È giallo su quanto è accaduto, sembra comunque che la morte di Bergamin sia una morte violenta, perché da un primo esame del medico legale sono state riscontrate anche delle ferite alla testa che avrebbero dunque potuto provocare tali da provocare il decesso, ma sarà ovviamente l'autopsia poi a chiarire ogni dettaglio su questa morte e dare altri elementi per cercare di risolvere questo giallo. Da Limene è tutto, ovviamente se ci sono aggiornamenti vi chiederemo di nuovo la linea. Grazie Valentina per queste ultime notizie proprio dal luogo dove si è consumato questo omicidio. Ovviamente continueremo a tenervi aggiornati. Ora la cronaca della mattinata, siamo in direzione Marghera poco prima delle 8:30 proprio di questa mattina. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la tangenziale A57 in direzione Milano all'altezza dello svincolo per Porto Marghera per un incidente tra 2 auto, di cui una finita rovesciata, una donna è rimasta ferita. Vigili del fuoco arrivati da Mestre e Treviso con l'autogru che hanno messo in sicurezza i veicoli, mentre la donna è stata trasferita e presa in cura dal personale sanitario del SUEM per poi essere appunto trasferita in pronto soccorso. Sul posto il personale di CAV e la Polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora, ovviamente pesanti le ripercussioni sul traffico. Ancora parliamo di una tragedia, quella di ieri, sfiorata, una tragedia sopra i cieli di Zell am See in Austria. Ieri pomeriggio l'ingegnere padovano Giuseppe Bottaccin ha perso la vita in un incidente aereo. Il 59enne era a bordo di un piccolo aereo ultraleggero mentre era in fase di avvicinamento all'aeroporto della stazione sciistica vicino a Salisburgo. Le autorità austriache hanno avviato un'inchiesta per capire le cause dello schianto, nonostante le condizioni meteorologiche favorevoli e la buona visibilità. L'aereo è precipitato distruggendo la parte anteriore del velivolo. Disposta l'autopsia sul corpo di Bottaccin, noto ingegnere padovano che dal 2012 per lavoro si era trasferito in Lussemburgo. E ora torniamo nel Trevigiano, invece dal 2020 non vede il figlio e non ha nessun rapporto con il bimbo che oggi ha 8 anni. A impedirglielo è il padre che vive in Spagna con un'altra compagna. Per lui è scattata l'accusa di sottrazione internazionale di minore. Io l'ultima volta che ho visto mio figlio era, penso, ottobre del 2019. E aveva 2 anni e mezzo, adesso ne ha fatti 8 da poco. E non ho più avuto né una telefonata né un messaggio, nessun tipo di comunicazione di nessun genere. La disperazione di Michela, nome di fantasia, la mamma di 36 anni che si sta battendo per riavere il figlio di 8. L'ex compagno, veneziano di origine, vive a Tenerife e le impedisce ogni contatto. Lui, 33 anni, deve rispondere di sottrazione internazionale di minore. Se potessi rivederlo, gli direi che non ho mai smesso di cercarlo. Penso che lo abbraccerei, gli direi che mi è sempre mancato tanto e non so neanche più cosa dire, perché non so neanche se mi riconoscerà sinceramente
o se sarò più io un trauma per lui che non mi vede da tanti anni. La coppia viveva a Treviso quando, dopo la nascita del figlio, ha deciso di spostarsi in Spagna. Poco dopo sono iniziate le violenze. Michele è dovuta fuggire e tornare in Italia, lasciando il figlio a Tenerife. L'uomo, con alle spalle precedenti per droga, ha chiuso i rapporti tra mamma e figlio. Poi, qualche tempo dopo, gli avrebbe mandato un messaggio: firmami le carte per l'affidamento esclusivo di nostro figlio e potrai rivederlo. La donna ovviamente ha rifiutato. I primi mesi senza sapere dov'è tuo figlio di 2 anni e mezzo sono, penso si possa considerare veramente la morte in vita. La 36enne ha trovato un lavoro ed ora vive nel Vicentino con un unico desiderio: riavere il suo piccolo. Un dolore nel dolore, da poco ha perso il padre. Questa è un'altra delle grandi ingiustizie che si possono fare a una persona, perché mio figlio ha vissuto con mio padre il primo anno della sua vita. A difendere la mamma, l'avvocato Valentina Gatti, che si è rivolta ad un team di legali spagnoli per intentare una causa che permetta alla 36enne di arrivare al ricongiungimento. Intanto l'uomo vive con un'altra donna dalla quale ha avuto altri figli. Sono riuscita a risalire alla compagna del padre di mio figlio, che mi ha mandato i documenti di una denuncia fatta anche da lei su violenza domestica, dove in questa denuncia mio figlio di 7 anni all'epoca la chiamava mamma, giustamente le diceva: mamma, ho paura, chiama la polizia. Un figlio è un amore eterno e questo Michela lo sa bene. A me a questo punto mi interessa che mio figlio venga tutelato, di sapere che stia bene, che vengano ristabiliti dei rapporti con la sua famiglia, e poi qualsiasi sarà la cosa migliore per lui, a me andrà bene, come se deve tornare in Italia per stare con me, come se devo io tornare là per stare con lui, l'importante è che stia bene. A Padova adesso sono scattati i provvedimenti del questore per 2 tunisini protagonisti degli episodi di violenza in stazione avvenuti lo scorso martedì pomeriggio. Arresto convalidato e divieto di dimora a Padova per il 25enne italo-tunisino fermato martedì pomeriggio dopo una lite violenta in piazza De Gasperi, dove aveva ferito con un coltello un 21enne bengalese. Il giovane, che aveva precedenti e ha tentato di scappare nella fuga, ha avuto una colluttazione con un poliziotto rimasto ferito. In tasca il 25enne tunisino nascondeva anche 4 dosi di hashish. I poliziotti, impegnati nei controlli della zona rossa della stazione ferroviaria, erano arrivati in piazza De Gasperi per soccorrere il bengalese ferito alla nuca mentre era seduto su una panchina. L'arma da taglio non è ancora stata ritrovata. Poco dopo, non lontano alla fermata del tram ai piedi del cavalcavia Borgomagno, gli agenti sono corsi perché era stata segnalata la presenza di un altro straniero ferito, sempre con un coltello, un 27enne tunisino. Dopo gli accertamenti medici, il nordafricano, risultato irregolare, è stato accompagnato al centro per il rimpatrio di Bari per l'espulsione. Siamo ora a Mira con la nostra Ilaria Marchiori, perché ieri pomeriggio un bambino, un ragazzino di 12 anni è morto a causa di un improvviso arresto cardiaco. Sarebbe morto tra le braccia della madre davanti a una farmacia, ma ci racconta tutto nel dettaglio la nostra Ilaria Marchiori, che vedo già collegata. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno a te Edi, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui di fronte alla farmacia dove ieri in orario di chiusura, insomma erano passate da poco le 19, hanno tentato il possibile per rianimare il piccolo Najib Saib di 12 anni proprio qui nel piazzale antistante la farmacia. In realtà il ragazzino ha iniziato a sentirsi male quando era a casa, stava giocando con i fratellini più piccoli. La sua casa si trova proprio a pochi metri dalla farmacia. A quel punto, quando si è sentito male, la mamma, che essendo una famiglia di origine ghanese, anche se si trovano qui dal 2007, ancora parla poco l'italiano, ha chiamato però immediatamente l'ambulanza e i carabinieri. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, hanno visto che Najib Saib era ormai privo di conoscenza, e quindi siccome l'ambulanza non era ancora arrivata, sono corsi qui con la bimbo in braccio, perché la farmacia è in possesso di un defibrillatore. Ecco perché hanno tentato in tutti i modi di salvarlo. Anche poi, quando è giunta qui l'ambulanza sul posto, e anche in ambulanza durante la corsa verso l'ospedale di Dolo, ma per Najib Saib non c'è stato nulla da fare. Nel 2019 aveva subito un intervento di cuore perché era malato, ma il papà poco
poco fa ci ha raccontato che in questi anni stava bene, prendeva regolarmente le medicine che gli erano state prescritte ed era un bambino molto vivace. L'arresto cardiocircolatorio avvenuto ieri è stato inaspettato perché le sue condizioni, ci hanno detto, erano buone. Abbiamo parlato anche con una rappresentante della comunità islamica molto frequentata dalla famiglia del dodicenne e dal dodicenne stesso, che ce l'ha descritto come un bambino amatissimo da tutti, un bambino molto vivace al punto tale che non sapevano addirittura avesse dei problemi cardiaci, tanto era attivo. Potete immaginare il dolore nella comunità islamica ma anche nella comunità di Mira, per una famiglia molto ben inserita e molto amata da tutti. È arrivato anche il cordoglio del sindaco Marco Dori, che nelle prossime ore si recherà dalla famiglia per incontrarla e non si esclude possa anche pensare insieme all'amministrazione di dar loro una mano nei prossimi giorni. La famiglia ha anche altri 4 figli, 2 gemellini piccoli e 2 figli più grandi. Qui da Mira è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, noi intanto continuiamo con la cronaca. È ricoverato in ospedale a Treviso con numerose ferite un 44enne tedesco caduto con il suo parapendio a Borso del Grappa. È stato prima raggiunto a piedi dal personale del SUAM di Crespano, medico e infermiere, per poi essere trasportato in ospedale a Treviso in elicottero. Un 44enne tedesco caduto intorno alle 14 con il suo parapendio mentre stava per decollare dai tappeti a Borso del Grappa. Grazie a una tecnica di soccorso in sicurezza consolidata, l'equipaggio sanitario ha stabilizzato il 44enne che presentava gravi ferite alle gambe e anche ai polsi, mentre l'elicottero in modalità overing, ovvero con volo a punto fisso, restava nell'area. Una volta agganciato, il ferito è stato issato al verricello per poi essere trasferito a bordo e trasportato in ospedale a Treviso. A causare l'incidente un decollo sbagliato con conseguente caduta. E ora la testimonianza di una mamma. Mio figlio ha partecipato alle sfide della classe sbagliata. Vediamo di che si tratta. Mio figlio ha partecipato a queste challenge con i suoi compagni. Me l'ha raccontato dopo aver visto il vostro telegiornale. Grazie per sensibilizzare sui problemi dei ragazzi. Questo il messaggio arrivato alla nostra redazione da parte di una mamma che dopo aver visto il servizio sulle sfide della classe sbagliata si è sentita dire dal figlio: «Mamma, l'ho fatto anch'io». Di cosa si tratta? Recentemente a Bassano ha preso piede un gioco tutt'altro che divertente, una sfida tra studenti che sta spingendo i ragazzi a intrufolarsi nelle aule delle scuole superiori e a sedersi in una classe qualsiasi finché non si viene scoperti, postando tutto sui social o nelle chat di gruppo. Vince chi riesce a ingannare per più tempo un docente di un'altra classe o di un altro istituto. Secondo una stima, almeno il 6% degli studenti tra 11 e 17 anni ha partecipato almeno a una sfida pericolosa e il 10% dei profili dei giovani sono a rischio. Davanti a questi numeri anche l'amministrazione comunale ha deciso di intervenire. Innanzitutto ringraziamo la mamma e tutte le mamme che avranno il coraggio di segnalare quanto i loro figli le confideranno. Questa mamma e queste mamme non vanno lasciate sole, vanno sostenute sia da noi come amministrazione, che siamo pronti ad ascoltare, sia dai dirigenti degli istituti, dai docenti che devono sapere e che parte da loro la necessità di verifica. Quindi io mi auguro e auspico che non diventi una moda questa novità, non deve diventare uno scherzo andare a scuola. Dunque aumenteranno anche in questo caso i controlli, così come sono aumentati quelli per la sicurezza e il contrasto allo spaccio. Carabinieri, come è successo martedì su alcuni bus del centro studi, e polizia locale non hanno intenzione di abbassare la guardia.
la nostra presenza programmata, anche se incidentale perché non sarà mai prevista dagli alunni, conferma che facciamo bene a insistere. Sarà una presenza che non sarà mai scenica, ma una presenza di controlli insistiti, sempre più presenti presso non solo il centro studi ma anche il centro storico. Siamo ora a Venezia, bomba a carta al concerto di fine carnevale, un ferito e tanta gente nel panico tra il caos generale che è stato creato. È stato un boato tremendo come quelli che provengono dalla curva dello stadio. Le parole di Marco, uno dei testimoni che abbiamo sentito a microfono. Paura, caos e un ferito al concerto di fine carnevale a Rialto in zona Pescheria a Venezia a causa del lancio, sembra da un barchino, di una bomba carta nel corso dell'esibizione del gruppo veneziano Pick Up the Tips, come racconta Marco Paladini, uno dei testimoni presente al fatto. Alle 9:30, 10 circa abbiamo sentito questo forte botto provenire da dietro il palco. Inizialmente avevo addirittura pensato che fosse esploso un amplificatore, perché è stata una cosa improvvisa dal nulla. C'è stato del fumo bianco e ho capito insomma che non si trattava di un semplice petardo, ma che molto probabilmente era appunto una bomba carta. Era il classico colpo che si sente allo stadio, no? Talvolta quando le curve magari un po' si infiammano e vengono lanciate queste bombe carta, quindi era molto forte. Il ferito, uno dei fonici, ha accusato problemi ad un timpano e per questo è stato portato al pronto soccorso, dove è stato assistito e dimesso poche ore dopo. Tanto lo shock tra i presenti, dove ad assistere al concerto anche numerosi bambini e persone anziane, racconta sempre Marco tra i testimoni. Poi la cosa che fa specie è che comunque non è che fossimo solo ragazzi e basta, no? C'erano persone con famiglie, insomma c'erano anche delle persone un po' anziane, quindi è stato triste per quello. E mentre i carabinieri incaricati delle indagini stanno visionando tutto il materiale video recuperato anche dai post sui social, dito puntato dell'opposizione in Consiglio Comunale proprio sul tema della sicurezza. La sicurezza a Venezia è sempre più a rischio. Il problema è dato dal numero di persone che affluiscono in città e se un episodio come quello di ieri capitava sul ponte di Aldo Gremito o in una calletta intasata sarebbe stata una tragedia. Allora su questo bisogna intervenire. Ancora con la cronaca, aveva la base a Padova e da lì si spostava anche fuori regione per mettere a segno truffe ad anziani. È stato arrestato in un bed and breakfast della città un truffatore di origine napoletana. Era riuscito a mettere a segno l'ennesima truffa, raccontando a una donna di Trento che un familiare era finito nei guai in seguito a un incidente stradale e che servivano denaro e preziosi per sistemare la faccenda. Ma è finito nella rete della polizia che l'ha arrestato in un bed and breakfast di Padova, recuperando tutta la refurtiva. L'arrestato è un napoletano di 55 anni già noto alle forze dell'ordine per truffe telefoniche. L'uomo aveva raggirato una donna residente in Trentino che però aveva subito dato l'allarme passando agli agenti una descrizione piuttosto precisa dell'autore dell'estorsione e della sua auto. A questo punto è scattata sull'asse della Valsugana la caccia all'uomo, che ha permesso agli uomini della squadra mobile di Padova di rintracciare il veicolo in via Trieste, dove il campano soggiornava in una struttura ricettiva, e successivamente in piazza Mazzini, dove invece il 55enne si è fermato per fare la spesa. Al suo rientro nel bed and breakfast il truffatore è stato fermato e sono scattate le perquisizioni di rito. Nella doccia gli agenti hanno trovato una busta da freezer trasparente contenente un bilancino di elettronico di precisione, una busta della banca nella quale la vittima ha il conto corrente e all'interno la somma di 3.350 euro in contanti. C'era pure un cartoccio di carta da cucina con 2 orecchini in oro, un anello con pietre preziose e 2 feidicon all'interno delle incisioni che le rendevano sicuramente riconoscibili come quelle sottratte alla vittima. Il maltolto è stato immediatamente consegnato alla malcapitata, mentre il campano è stato arrestato per estorsione e portato a 2 palazzi. Abbiamo visto il furto al negozio di articoli per l'edilizia, prima con la nostra Lina Paronetto. Sono mesi che ve li raccontiamo e c'è stato un raid di furti anche a Quinto di Treviso. Prima i ladri hanno preso di mira alcune abitazioni di Santa Cristina, poi hanno tentato il colpo a ridosso della Noalese nella casa di un'anziana signora che si è salvata solo perché aveva chiuso a chiave tutte le porte interne. Sentiamo il servizio del nostro Lucio Zanato. Vi abbiamo trovato impronte questa mattina
chi ha camminato tutto sotto il porticato, abbiamo visto i piedi, e ha attraversato l'orto. Chi passai da signora confidante, vicina, signora Gina, lei invece entrai, che ha fatto un buso sul portoncino e entrai dentro. Però una volta dentro, ha trovato un'altra porta serrata qua chiave, e lei si è fermata, rinunciai e tornai in Rio. Solo l'abitudine di chiudere a chiave anche le porte interne ha evitato all'anziana signora Gina l'incontro decisamente poco gradito con la banda di ladri che da qualche tempo sta prendendo di mira Quinto. Siamo in via Meucci, a ridosso della Noalese, dove i malviventi sono entrati in azione verso le 3 della notte appena trascorsa. Negli stai i signori subito a casa dopo noi altri, da Katia, hai visti verso l'una e qualcosa. Lui era ancora su, si è accorto davanti alla porta e si scampai. Poi ce n'hai su che altra, però neanche l'anno ce n'hai dentro. Cioè praticamente si è a studiare un po' le case. Stessa banda che, muovendosi molto probabilmente lungo lo Stiglia, più tardi ha tentato di entrare in un'altra abitazione, questa volta a Santa Cristina. Sono venuti verso le 4 di mattina, la seconda volta perché sono passati anche 10 giorni fa circa, e hanno provato a entrare in quella casa là dalla signora. Poi sono entrati dentro la nostra stradina e il nostro vicino dalle telecamere che hanno ripreso ha visto che tentavano di scavalcare il cancello, però hanno sentito abbaiare un cane, per cui si sono spaventati e sono andati via, e hanno provato anche la prima casa all'ingresso della via. È la seconda volta che passano e quindi siamo abbastanza spaventati. Apprensione perché tra l'altro si è trattato di uno sgradito ritorno. 10 giorni fa hanno tentato di entrare verso mezzanotte dal mio vicino qui, ma è suonato l'allarme, e poi alle 4 della stessa notte sono ritornati e hanno provato ad aprire il portoncino d'ingresso, ma essendoci dei catenacci dall'interno, diciamo, non sono riusciti e sono scappati per lo Stiglia. Quella è una via di fuga abbastanza, essendo buio di là non si riesce a vedere niente. E anche se alla fine i ladri se ne sono sempre andati a mani vuote, tra i residenti di Vicolo Pesce, ma anche di via Meucci e dell'intero Stiglia, il sentimento è comune. Sono molto preoccupata, anche perché abbiamo un bambino piccolo, quindi veramente non si può stare tranquilli. Chiediamo di avere un po' più di controllo, perché è già la seconda volta che vengono, però non si è mosso nessuno. Devono intervenire le forze dell'ordine, ci vorrebbe una sorveglianza più continua. Adesso invece siamo rimasti così abbandonati a noi stessi, cerchiamo di tenere le luci accese alla sera, ma non è che dobbiamo farci giustizia da soli. E parliamo quindi di sicurezza. Sono arrivate proprio ieri al comando della Polizia Locale di Conegliano 8 nuove bodycam di ultima generazione. Dal sindaco Chies l'appello alla politica e al governo: servono regole più chiare per il loro utilizzo. Prima viene la sicurezza, poi la privacy, ha detto. Queste sono della stessa ditta che ci ha fornito il taser, quindi sono interconnesse, per cui a una semplice estrazione della fondina del taser automaticamente si accende la telecamera e va a registrare tutto quello che succede davanti all'operatore. Eccole le nuove bodycam di ultima generazione arrivate da poche ore al comando di Polizia Locale del Coneglianese, dispositivi di cui saranno dotati tutti gli agenti in pattuglia. Claudio Mallamace, comandante, spiega il loro utilizzo. La telecamera solitamente viene posizionata qua al petto per avere proprio un'immagine di contesto ad ampio raggio, può essere posizionata anche al cinturone, decide l'operatore in base al contesto in cui opera dove posizionarla. Bodycam che saranno interconnesse con la centrale operativa, dove già sono collegate 300 telecamere da postazione fissa, non solo. Man mano che un turno finisce vengono depositate nella dock station, che sarebbe questo supporto dove la telecamera, una volta riposta, va a sia caricarsi a livello di batteria, ma anche a scaricare tutte le immagini video e audio in un cloud, dove poi le immagini sono naturalmente immodificabili. Ogni dispositivo costa circa 800 euro, ma la questione non è soltanto economica. Dal sindaco Fabio Chies parte un messaggio forte e chiaro.
La cosa su cui invitiamo a ragionare chi oggi legifera a Roma è proprio che già i comuni fanno fatica a trovare risorse finanziarie, ci impegniamo per risolvere i problemi dei cittadini, ma abbiamo bisogno di una burocrazia più snella e abbiamo bisogno di fare in modo che la privacy non venga sempre invocata da chi purtroppo vuole delinquere, ma bisogna pensare che la tutela di tutti venga prima della privacy di ciascuno di noi. Spesso magari gli aggressori solitamente cercano di passare da aggressori a vittima, andando a alterare quella che è la realtà, e quindi grazie alla bodycam questo non accade, perché appunto viene immortalato il fatto così com'è, quindi realmente come accade. Ci spostiamo nel Montello, abbiamo parlato a lungo, soprattutto lo scorso autunno, di lupi che si aggiravano nella zona. Abbiamo dato particolare attenzione quest'estate, l'estate scorsa in realtà, al lupo del Piave. Ora ci sono segnalazioni di lupi ormai da mesi anche sulle colline del Montello. Ebbene, 2 lupi si aggiravano infatti indisturbati nel parco di un noto ristorante di Montebelluna. I video delle telecamere di sorveglianza li hanno ripresi, erano 2 esemplari, mentre addirittura sbranavano un tasso. I residenti dicono: abbiamo paura per i nostri animali da compagnia. Il lupo che si avvicina alla telecamera, gioca, cerca di mangiarla e corre avanti e indietro per il parco del ristorante Ai Gelsi di Montebelluna. Con lui anche un altro esemplare. I video dalle telecamere della sorveglianza della struttura che riprendono per ben 5 ore i 2 lupi mentre sbranano un tasso. Un'aggressione che dura in pratica 5 ore, che è la cosa che un po' ci allarma, il fatto che questi lupi non è che vengano e scappano, cioè stanno veramente 5 ore, parliamo tra l'altro di un giardino di casa, quindi veramente a 100 metri dalla porta di casa. Quello che stupisce è che per 5 ore gli esemplari sono rimasti indisturbati a girare per il parco, un fatto non nuovo ai residenti del Montello, ora ancor più preoccupati. Noi anche nei gruppi che abbiamo appunto del vicinato del Montello ne parliamo spesso. Purtroppo avevamo già avuto a che fare con i lupi, nel senso trovando carcasse di animali sia domestici e selvatici, c'è chi ha pollaio, chi ha asini, chi ha altri animali sia da fattoria che da compagnia, si è trovato purtroppo pecore, capre, e si sono trovati purtroppo le carcasse degli animali morti. E la preoccupazione è tanta soprattutto per chi come Flavio ha degli animali da fattoria e da compagnia. Il pensiero quando si fa sera va sempre ai suoi asini. All'imbrunire corriamo subito a chiuderli assolutamente, quando magari potrebbero anche pascolare di notte, c'è chi ha mucche a pascolo, c'è chi ha il pollaio, comunque c'è un fuggi a chiudere tutto. Non nego che una certa paura di notte ce l'abbiamo. Bisognerebbe intanto, secondo me, capire da cosa sono attratti questi animali, perché da cosa sono attratti in primis, poi capire se c'è la possibilità insomma di fare in modo che o tornino nel loro habitat o adesso le soluzioni ce le diranno sicuramente più esperti di noi, però di certo non è una situazione bella, non è una situazione piacevole. E siamo ora alla politica. Più peso al Veneto e l'autonomia, è quasi un out-out quello di Mario Conte in vista del congresso della Lega programmato tra circa un mese a Firenze, e di autonomia ha parlato anche ieri lo stesso Luca Zaia. Oggi coloro che ci rappresentano a livello nazionale all'interno della segreteria federale stanno facendo un ottimo lavoro, però non dobbiamo accontentarci, cioè noi veneti rappresentiamo una fetta importante della Lega e quindi è giusto che ci ritagliamo i nostri spazi, che significa portare a casa i nostri temi, uno su tutti è ovviamente l'autonomia. Vietato accontentarsi, sembra questo il motto di buona parte dei leghisti veneti in vista del congresso federale indetto dal leader Salvini per i primi di aprile a Firenze, città che a molti nella Liga Veneta già sembra troppo lontana da quel settentrione cui si vorrebbe dare maggiormente voce. Mario Conte arriverà nel capoluogo toscano non solo in qualità di sindaco di Treviso e presidente ANCI regionale, ma anche come nome possibile per il dopo Zaia, se un dopo Zaia ci sarà. Non ho dubbi che la sensibilità del segretario federale sia quella di ascoltare e far proprie queste sensibilità, però giustamente il Veneto porterà avanti le proprie istanze. Noi veneti faremo sentire
in modo costruttivo e propositivo quelle che sono le sensibilità di un territorio, quindi non di un partito, però dobbiamo far nostre le istanze della gente e farla diventare iniziative politiche e amministrative, esattamente come fanno i sindaci. Sostegno a Salvini o ad altri eventuali candidati solo nel nome di una Lega popolare, federale e post-ideologica. Il messaggio già recapitato dall'assessore regionale Roberto Bulldog Marcato, per cui l'autonomia non sarà merce di scambio. E a proposito di autonomia, Zaia da Palazzo Balbi aggiorna i lavori. Stiamo lavorando, stiamo andando avanti, questo lo potete scrivere, nel senso che noi stiamo andando avanti col discorso della protezione civile, si vorrebbe mettere in lavorazione anche la giustizia di pace e il tema della previdenza alternativa. A Zaia e alle sue battaglie continua a guardare anche Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di Ferdinando Avarino a Ring. Per noi è una figura, Zaia e la sua area politica in Veneto, che è fatta da sindaci capaci che sanno fare il loro lavoro. Da qui a parlare di un'alleanza elettorale, magari in un grande centro, però ce ne corre, Calenda è granitico nella sua convinzione. Che non ci sarà il terzo mandato e siccome non ci sarà il terzo mandato, discutere continuamente del terzo mandato è una follia. Dopo le parole espresse dal Patriarca di Venezia sul fine vita, il presidente Zaia ieri è tornato sull'argomento. La legge c'è, ha detto, ma va regolamentata. Io ho semplicemente esposto una posizione che deve essere anche di difesa di noi amministratori, che non siamo degli untori. Se c'è una legge che prevede l'interruzione di gravidanza, la legge si applica, noi non abbiamo discrezionalità, il medico ha l'obiezione di coscienza, l'amministratore deve chiedere l'applicazione della legge e così vale per il fine vita, perché il fine vita non è da autorizzare, è già autorizzato da una sentenza, è da regolamentare. Assolutamente rischiamo veramente il far west, perché ognuno interpreta le norme come vuole. Non c'è nessun botta e risposta con il Patriarca sul fine vita, evidenzia il presidente Zaia, che ancora una volta spiega come una legge ci sia già, ma è importante che vada regolamentata. Questo dopo le parole sul tema espresse da Monsignor Francesco Moraglia. La domanda, scrive, è se di fronte a questioni riguardanti il fine vita sia corretto porre come criterio la possibilità di provocare la morte o accelerarla nel momento in cui si vive un disagio fisico o psicologico. Tale concetto di libertà è riduttivo. Infatti, continua, quando una legge tocca l'esperienza umana in punti così sensibili, quali la nascita o la morte, non costituisce solo un apparato tecnico di norme e disposizioni, ma interagisce con la sensibilità comune e la cultura, plasmandole in modo irreversibile. Assecondare una tale deriva conduce, favorendo una cultura e una mentalità volte ad annullare la vita umana piuttosto che tutelarla, ad apprezzare così sempre meno la vita. In nome di una presunta libertà specifica, Moraglia, si rischia di percepire sempre più come un peso malati, anziani e disabili. È questa la libertà che desideriamo per noi e per gli altri? È questo il maggior bene che vogliamo e cerchiamo? Oggi, scrive infine, lo sviluppo sempre maggiore delle cure palliative rende concreta e praticabile la strada di un accompagnamento dignitoso della persona umana. Chi soffre ma si sente accompagnato, curato e sostenuto ripugna la logica di morte che è effetto di disperazione e assenza di speranza. Rimaniamo nel veneziano perché Prince Aulader, portavoce della comunità bengalese di Venezia, entra in Fratelli d'Italia come membro del coordinamento di Mestre. Prince Aulader, portavoce delle 10.000 persone della comunità bengalese di Venezia, entra in Fratelli d'Italia, dove debutta come membro del coordinamento di Mestre. Per me è un onore e spero di riuscire a fare delle cose belle per la città, insieme ai altri coordinatori, agli altri membri del coordinamento. Così Fratelli d'Italia, al termine dei congressi con i nuovi iscritti, apre le porte anche ad una rinnovata classe dirigente. Ringrazio il senatore Raffaele Speranzon e ringrazio il coordinatore Giacomo Azzalin, con il quale collaborerò per migliorare, per portare dei progetti, per migliorare la città, insieme
a Fratelli d'Italia. Famiglia, lavoro, sicurezza tra i temi nell'agenda di Prince. Io ho delle idee ben chiare sul discorso della sicurezza, che comunque è un problema che va avanti da tanto tempo, su quale già l'attuale amministrazione sta lavorando. Altro punto, immigrazione e integrazione. E quindi cercheremo anche di collaborare su col fronte, di cercare di capire le problematiche e cercare di dare una mano a tutti e di collaborare insieme. E a tal proposito, tra gli obiettivi, l'alfabetizzazione delle donne della comunità bengalese per il raggiungimento di una maggiore libertà anche nella scelta di una eventuale occupazione. Per quanto riguarda l'integrazione delle donne, certo è una tematica molto delicata, molto sensibile, a quale che ci sta a cuore, quindi cercheremo anche di trovare dei percorsi, trovare delle iniziative con quali comunque promuovere il miglioramento dell'integrazione, che purtroppo è rimasto molto indietro, e cercheremo comunque di fare qualcosa di concreto e qualcosa di serio. Migliorare comunque l'integrazione, migliorare la convivenza di queste donne che vengono qua molte spesso abbandonate a se stesse, e quindi bisognerebbe fare molto di più. Ovviamente non è facile, faremo comunque delle iniziative, dei percorsi che aiuti queste donne fragili e vediamo cosa riusciamo a concludere. Parliamo ora del Tribunale della Pedemontana, perché il muro dei sindaci per il sì è compatto. Siamo pronti a incatenarci. Sulla strada che porterà all'apertura del Tribunale della Pedemontana c'è chi costruisce ostacoli, chi prova a rallentarne la corsa e a rallentare la crescita di un intero territorio. Tutto questo per cercare una crepa su quello che invece è un muro compatto tenuto in piedi dai sindaci della Pedemontana, uniti per il sì. Uniti direi che è sminuire la volontà dei sindaci di tutta l'area, non solo bassanese, che sostiene la riapertura del Tribunale della Pedemontana, non di Bassano, della Pedemontana. Penso che se ci venisse chiesto di incatenarci per manifestare naturalmente pacificamente la volontà di riapertura, ogni amministratore dell'area lo farebbe più che volentieri. Mi fa sorridere leggere e apprendere dai giornali la volontà di chiudere una sezione della Corte Tributaria di Vicenza per spostarla a Verona e vedere l'insurrezione dei colleghi dell'area vicentina. Ecco, se tutti si ragionasse come una vera provincia, cosa che in questo momento non è, perché si ragiona solo per campanilismi, i sindaci di Vicenza, limitrofi, oltre che il sindaco naturalmente possa mai, avrebbe potuto chiedere all'area bassanese un sostegno per mantenere la sede vicentina, come noi abbiamo chiesto un sostegno a loro per riaprire la sede bassanese, perché qui si deve lavorare per dare servizi al territorio. Dobbiamo lavorare e siamo pagati per richiedere maggiori servizi ai cittadini, non per gestire piccole lobby o centri di potere. Il Bassanese è un'area importante, una zona importante del nostro Veneto, e credo che meriti di avere il Tribunale come ce l'ha avuto per tanti anni. L'assenza in questi ultimi anni si è sentita, e credo sia un gesto importante anche di attenzione che il Governo dovrebbe prestare nei confronti di questo territorio. Come si stanno comportando certi sindaci che non sono del Bassanese e certi onorevoli che dovrebbero tutelare anche il Bassanese non lo stanno facendo. Stiamo parlando di un servizio in più ad un intero territorio, un servizio in più ad un territorio dove che con la nuova Pedemontana è diventato molto effervescente, e non trovo giusto che un amministratore si contrapponga al Tribunale della Pedemontana Veneta. Questo dunque il punto dei sindaci. Noi cambiamo decisamente argomento, tra poco parleremo di intelligenza artificiale, ma subito dopo la pubblicità, tra poco. Eccoci tornati in diretta con la nostra prima edizione. Come annunciato poco prima della pubblicità, abbiamo uno spazio per approfondire il tema dell'intelligenza artificiale, e lo faremo con Marco Zecchinel, presidente Confapi Venezia, che mi ha raggiunto qui in studio. Saluto, buongiorno, grazie per essere con noi. Grazie all'invito. Allora, ci diamo del tu, Marco. Intelligenza artificiale, insomma, piccole e medie imprese. È un vocabolo che ormai è diventato di uso quotidiano, intelligenza artificiale, ma sembra diventato appunto poi un concetto di uso comune, anche di uso comune questo strumento.
Ma come siamo messi in questo momento, soprattutto nelle piccole e medie imprese del nostro territorio? Senz'altro un'analisi che abbiamo pubblicato noi di Confapi Venezia fotografa un quadro per cui solo l'8% delle cosiddette PMI utilizza l'intelligenza artificiale nei loro processi produttivi, contro un 32% delle grandi imprese. A questo si aggiunge anche poi purtroppo un gap di formazione, dove nelle piccole imprese soltanto un 17% delle piccole imprese fa dei programmi di formazione ai collaboratori in tema di intelligenza artificiale, contro ben un 67% delle grandi imprese. Quindi questo fotografa un po' un gap che ci dice che l'intelligenza artificiale può rappresentare senz'altro una grande opportunità, perché semplifica alcuni processi, però d'altra parte per il nostro sistema di piccole e medie imprese può anche rappresentare una sfida e un pericolo, perché naturalmente, e noi come associazione di categoria abbiamo posto il tema e l'accento su questo, bisogna assolutamente evitare che l'intelligenza artificiale diventi l'ennesimo strumento per cui le big tech americane, le multinazionali americane acquisiscono un ruolo di monopolisti. Ci diceva, piccole e medie imprese, il nostro è un territorio fatto di piccole e medie imprese, soprattutto piccole, mi viene da dire. Sono strumenti che arrivano nella nostra quotidianità con una velocità incredibile, che spesso già le grandi aziende magari fanno fatica a stare dietro a questi cambiamenti così repentini, e poi, come diceva lei, ha le competenze necessarie per poterle poi utilizzare nel concreto e magari alleggerire carichi di lavoro o renderlo più semplice in altri o quale uso più disparato. Infatti, competenze che come possiamo recuperare? Allora, anzitutto bisogna sottolineare che l'intelligenza artificiale, no, per dirla estesamente, intelligenza artificiale generativa autoapprendente, cambia un paradigma che è stato un po' fondamentale, no, nel campo della manifattura, ma del lavoro in generale. E, per come l'abbiamo sempre concepita, l'automazione portava via il lavoro a chi manualmente faceva le cose. Certo. Oggi invece siamo di fronte ad un'automazione che toglie lavoro a chi invece fa un lavoro intellettuale, sofisticato e specializzato. Questo non è mai successo nel mondo del lavoro prima dell'avvento di questo strumento di intelligenza artificiale. Quindi qual è il rapporto con le PMI? Senz'altro è necessario un forte investimento di formazione, ed è un lavoro che noi facciamo anche proprio come sindacato datoriale rispetto ai nostri associati. Una forte sensibilizzazione alla circostanza che questa è un'opportunità epocale che cambierà alcune professioni, le rivoluzionerà completamente. Adesso non voglio dire però che quella del presentatore, potrebbe esserci magari un avatar no. E quindi però effettivamente è una battuta, ma è la grande realtà. Noi cerchiamo proprio di dire che questo strumento può essere padroneggiato soltanto con una formazione importante. Una formazione che secondo lei da dove dovrebbe arrivare? Come le piccole, mi metto nei panni di un imprenditore, come un imprenditore può cercare di recuperare queste competenze e poi anche diffonderle ai propri dipendenti? Certo, allora senz'altro esistono diversi bandi regionali che hanno per tema la formazione e che possono essere validamente applicati al sistema delle PMI, oltre che i fondi interprofessionali che incorrono tra noi associazioni datoriali e quelle dei lavoratori. Quindi gli strumenti ci sono strumenti che però spesso le PMI non riescono ad intercettare, ed è proprio questa la funzione delle associazioni di categoria, che rappresentano interessi omogenei, quelli degli imprenditori. Ti faccio un'ultima premessa, che dicevi che appunto le piccole imprese sono la caratteristica del nostro sistema. In realtà sono la caratteristica di tutto il sistema italiano, perché in Italia solo lo 0,4% delle imprese ha più di 250 dipendenti, quindi è grande impresa. Significa in tutta Italia sole 4.000 imprese. Che sono pochissime rispetto... Pochissime, fa conto che per darti un parametro sono quasi 40.000 in Francia. Ah,
Okay. In Germania sfiorano gli 80.000, quindi il sistema italiano è radicatamente un sistema di PMI e quindi è la base del nostro tessuto produttivo e va aiutato, non dico protetto, ma va aiutato anche da un sistema, dal sistema diciamo così della politica ad affrontare queste sfide che per una singola impresa sono davvero difficili da affrontare. E infatti poi si pone anche poi il problema della competitività nel mercato, immagino, perché se aziende europee, i nostri cugini, i cosiddetti nostri cugini, hanno poi delle competenze e delle possibilità di poter essere più efficienti, più appetibili per il mercato, in qualche modo va a valutare un po' poi la professionalità e la validità sul mercato delle piccole e medie imprese italiane. Certamente, hai toccato il tema principale, la patologia del sistema delle PMI oggi è la mancanza di competitività rispetto al sistema delle imprese europee, non parliamo poi se ci spostiamo sul piano internazionale. Questa mancanza di competitività ha molte cause. Ovviamente un'elevata tassazione, naturalmente c'è anche un fatto di un'eccessiva burocratizzazione del sistema legislativo italiano, ma c'è anche un tema di mismatch tra le competenze che le imprese richiedono e quelle che invece sono disponibili sul mercato del lavoro. Se parliamo per esempio di skills che attengono alla tecnologia, ci sono per esempio quella dei programmatori, è una delle professioni che hanno un tasso di introvabilità più alto. Se parliamo di under 30 è una professione, quella del programmatore softwareista, che è introvabile all'80% se parliamo di under 30. Tutto questo si ripercuote dopo sulla competitività e sulla capacità dei nostri imprese di stare sul mercato. Assolutamente, e prima parlava proprio di trasformazione proprio a livello concreto del lavoro. Parliamo di intelligenza artificiale, ma spesso non riusciamo ad applicarla effettivamente alla realtà, a pensarla nell'uso quotidiano. Come verrà trasformato il lavoro, soprattutto in imprese piccole? Perché magari pensiamo all'intelligenza artificiale nelle grandi big tech, poi come diceva lei, o a livello di strutture informatiche, però in realtà ha effetti anche sulla concretezza del lavoro che svolgiamo tutti i giorni. Assolutamente, ci sono dei processi anche produttivi che possono essere, come dicevo, semplificati con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e quindi resi molto più rapidi. Per esempio certi processi di selezione dei pezzi con l'intelligenza artificiale tramite telecamere è possibile intercettare difformità che precedentemente erano visibili soltanto all'occhio umano. Allo stesso modo ci sono delle funzioni di analisi e contabilità che sono molto standardizzate e che l'intelligenza artificiale può assorbire e rendere più economiche. Come d'altra parte tutto un lavoro di marketing che già in parte nelle aziende anche piccole è automatizzato, però può diventare proprio anche nella sua fase progettuale, può essere automatizzato con strumenti di intelligenza artificiale. Può essere un'opportunità, lei ha detto poco fa, bisogna saperla cogliere e saperla prendere. Ci sono gli strumenti e soprattutto le capacità a livello di proprio forza paese per andare incontro a questo cambiamento? A mio parere assolutamente sì. Assolutamente sì, ci sono le capacità perché c'è una classe imprenditoriale molto radicata nel nostro tessuto sociale e gli imprenditori guardano alle novità sempre con l'occhio dell'opportunità e con la consapevolezza che chiaramente il mondo evolve e che non si può rimanere ancorati a vecchi schemi. Mi piace sempre un esempio che viene fatto e che riporto anche all'intelligenza artificiale, no? Quando sono comparsi i primi motori a scoppio tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Alla fine stiamo parlando di rivoluzione. Di una rivoluzione. In quel caso non c'era alcun interesse ad abbandonare il cavallo. Certo. Perché l'auto a scoppio faceva pochi chilometri, era molto rumorosa, assai scomoda, e il cavallo invece di chilometri ne faceva tanti, ma soprattutto aveva il vantaggio di darti un altro cavallo. Mentre l'automobile questo vantaggio non te lo dava. Non c'era alcun elemento per cui il motore a scoppio potesse superare il cavallo. E invece in realtà l'evoluzione poi ci ha portato a vedere che non era così.
Chi ha avuto la capacità di comprendere prima degli altri, e qui parlo di tutto il sistema manifatturiero europeo, quindi quello tedesco piuttosto che quello italiano, che oggi hanno un ruolo di leadership nella produzione di automobili nel mondo, hanno riconosciuto questa come un'innovazione che valeva la pena cavalcare. E quindi che futuro ci aspetta? Senz'altro ci aspetta un futuro molto diverso da quello che potevamo prevedere 10 anni fa. Quando ero giovane io, che ormai ho già una certa, insomma il mondo era visto come un universo globalizzato, non ci sarebbero stati confini e senz'altro le merci non avrebbero avuto limiti e insomma sarebbe stata tutta una magnifica sorte progressiva. In realtà i tempi attuali ci dimostrano che tutte le certezze che avevamo si sono sgretolate, che ci sono ancora conflitti che ci possono apparire diplomaticamente illogici e si sta tornando ad un universo autarchico rispetto al villaggio globale che avevamo pensato solo 20 anni fa. Quindi prospettive rosee ma non troppo. Prospettive rosee ma non troppo, naturalmente la realtà fattuale, geopolitica ed economica presenta sempre delle incognite, delle cose che chiaramente non puoi prevedere. Assolutamente. Certamente insomma, gli elementi per non stare tranquilli, insomma, diciamo che come imprenditore non mancano, certo, negli ultimi 8, 9, 10 mesi. Per il Nord-Est invece cosa dovremmo aspettarci per la nostra regione, a maggior ragione rispetto a questi cambiamenti e a questi cambiamenti di modalità anche di avere non solo accesso al lavoro ma anche di produttività in qualche modo? Certo. Allora, ci troviamo di fronte ad interi settori anche del tessuto del Nord-Est che vanno ridefinendosi. Penso su tutti, per esempio, all'automotive. Noi abbiamo in Italia una produzione di poco più di 500.000 di veicoli, soltanto 30 anni fa producevamo quasi 2,5 milioni di auto, quindi è un settore che si è molto ridimensionato nel tempo ma va incontro ancora a ridimensionamenti ulteriori perché c'è la sfida ovviamente ecologica dell'automobile elettrica e la forte concorrenza internazionale. Penso solo alla produzione del mercato cinese che è di 30 milioni di veicoli, che hanno un livello di sofisticazione molto elevato e sta cambiando anche il mondo dell'automobile che è stato tradizionale per tanti anni. Sta diventando un telefonino con le ruote, quindi il digitale sta superando la parte manifatturiera, diciamo così, tradizionale, insomma la meccanica, e quindi questo sta ridefinendo un settore che anche è un comparto e una filiera che nel Nord-Est, in Veneto in particolare, è molto presente e che si sta già con fatica, ma sta già cercando di ridefinirsi su altri settori complementari e vicini. Però per esempio è una delle grandi sfide che dovremo affrontare anche nei tavoli di crisi che poi la Regione man mano convocherà. Esattamente, perché appunto è un settore che ne abbiamo parlato spesso anche noi, è in forte crisi in questo momento nella nostra Regione. Lei è anche, oltre che Presidente Confapi di Venezia, anche un imprenditore che esporta anche all'estero. Se è d'accordo io le farei vedere il servizio del nostro Nicola Zanetti perché ha ascoltato, intervistato Riccardo Parise che da Shanghai, città da dove vive, ha parlato della politica aggressiva dei dazi di Trump e lo commentiamo insieme. Assolutamente. Devono guardare ad altri mercati perché temo che questa situazione rimarrà così ancora per un bel po', tutto quest'anno, probabilmente l'anno prossimo. Da imprenditore veneto agli imprenditori del Veneto, le parole di Riccardo Parise pesano perché pronunciate da chi vive e lavora nel cuore della Cina, a Shanghai, ed esamina la situazione da un osservatorio molto speciale. La ricetta è quella che le categorie economiche hanno individuato fin dalle prime uscite di Trump da presidente. Da imprenditore qui, ma che in realtà poi promuove il Made in Italy, per forza di cose bisogna diversificare. Diversificare significa non soltanto nei prodotti, ma soprattutto nei mercati. Intanto, mentre le borse europee vivono sulle montagne russe tra crolli e rialzi, la Cina non sta a guardare dopo il doppio attacco dei dazi di Trump, prima a febbraio e poi qualche giorno fa.
e il paese di Xi Jinping annuncia che si batterà fino in fondo perché anche qui, nell'ex celeste impero, le cose cominciano a scricchiolare. Dopo Covid qui si è assistito ad una stagnazione del mercato. Il mercato si poggia su due grossi pilastri: l'export, cioè la Cina è considerata la fabbrica del mondo, e l'immobiliare. Ovviamente con tutte le situazioni, le criticità che si sono verificate nel mondo, le guerre soprattutto, hanno fortemente frenato l'export cinese. Ecco perché poi a maggior ragione l'America vuole applicare ulteriori dazi per bloccare ancora di più l'export. Per l'imprenditore bassanese il disegno, la base dell'asse Stati Uniti-Russia con l'Ucraina sacrificata sull'altare economico, è chiaro. L'America, ma anche l'Europa, ha molta paura della Cina perché si stanno muovendo da 10 anni, 15 anni su settori chiave come la tecnologia, l'elettrico, le auto, e di conseguenza in questo momento stanno subendo. Quindi devono trovare delle scuse per cercare di placare ovviamente la mole, la balena cinese che si muove poi nel mondo. Più debole diventa la Cina e chiaramente più forte rimane ovviamente l'America, e così come la Cina sta andando a trovare alleati in Medio Oriente, in Africa, in Asia, così Trump sta cercando di trovare un alleato, diciamo, di comodo nella Russia. In mezzo, tra incudine e martello, un'Europa che, dice Parise, è indietro di almeno 10 anni sui due colossi e che deve trovare prima di tutto una unità politica. È come se fossimo tornati all'Italia dei comuni dell'anno 1000 e invece siamo all'Europa dei 1000 stati. Questo è il grande problema. Già oggi vediamo di fronte a delle ipotetiche guerre che non abbiamo un esercito comune, non abbiamo una linea comune e di conseguenza finché non ci sarà una linea politica comune, questa cosa, l'Europa rimarrà sempre comunque debole. Ne parlavamo anche prima, insomma, una situazione geopolitica non felice per l'intero mondo economico e non solo, ovviamente, dazi che spaventano il nostro paese, una Cina che fa la voce grossa ma la vuole fare più grossa anche Trump. Stavamo commentando insieme questo servizio mentre andava, lei è stato in Cina proprio a fine anno. Certo. Sì, alla fine dell'anno scorso. Allora, diciamo che sono temi molto diversi. Diciamo, il rapporto Cina-Europa è già molto complicato. Uno dei motivi della crisi dell'automotive europea è legato al fatto che le case automobilistiche europee stanno perdendo grandi volumi di vendita in Cina. Il gruppo Volkswagen ha perso in 2 anni quasi 1 milione di autovetture sul mercato cinese, quindi è per quello che dobbiamo ridefinire i volumi di produzione europea, perché in Cina quel mercato di sbocco è un mercato dove i produttori cosiddetti domestici ormai la fanno da padrone, e quindi per le vetture europee non c'è più lo spazio di un tempo. Stessa cosa vale per il sistema moda. Anche il sistema moda del nord-est è in difficoltà proprio perché tutto il mercato orientale, in particolare cinese, che era sempre stato da tempo un mercato importante di sbocco, non riconosce più il valore del brand, non riconosce più i brand occidentali come un punto di riferimento, e quindi anche lì abbiamo un calo di vendite. Quindi quando si dice differenziare i mercati, in realtà non è una cosa così semplice, perché insomma diciamo che i mercati sono ormai globalizzati, insomma attendere che una classe media in Nigeria sia alto spendente come può essere alto spendente la classe media cinese non è un gioco da ragazzi. E tornando invece alla questione dei dazi di Trump, parliamo di un paese, gli Stati Uniti, verso cui l'Italia ha un avanzo commerciale clamoroso che ammonta a 40 miliardi di euro, e questo, tra l'altro, questo avanzo commerciale è sostanzialmente quasi raddoppiato in 10 anni, quindi è un mercato di sbocco fondamentale per le imprese italiane. Non bisogna mai dimenticarlo. Quindi non è così semplice sostituire i mercati di sbocco, è un'operazione molto complessa. Ripercussioni pesanti poi che si vedranno anche poi nelle nostre imprese. Come rappresentante delle piccole e medie imprese del nostro territorio, che sensazione avete anche nella... Chiaramente la sensazione è legata alla circostanza che il mercato americano è il secondo mercato per le imprese italiane. Parliamo di un export di 70 miliardi, quindi non è uno scherzo. Ovviamente il pericolo si pone, nel senso che
questi dazi possono rendere notevolmente meno competitive le nostre produzioni. Come descrivevo prima, le imprese italiane sono imprese piccole e quindi non hanno la possibilità di delocalizzare la loro produzione negli Stati Uniti come desidererebbe Trump, tenendo conto del fatto che la forza del sistema delle piccole imprese del nord-est è legata all'ecosistema in cui sono inserite, nel senso che noi qui abbiamo in zona delle filiere integrate, quindi non c'è una sola un'azienda che la trasferiamo, dovremmo trasferire tutte le aziende della zona industriale, perché alla fine è un sistema strettamente interconnesso. Quindi questa ipotesi di dazi, perché per ora parliamo solo di ipotesi per quanto riguarda l'Europa, insomma, rappresenta un rischio importante. Mi dà naturalmente l'idea che il fatto che mentre si sia effettivamente dato luogo ad un dazio del 25%, tra l'altro dazi indifferenziati, perché anche l'Europa ha dei dazi, nel senso le auto cinesi sono state sottoposte a dei dazi che sono variabili tra l'altro rispetto al costruttore automobilistico, quindi alle pratiche di dumping che ha esercitato, mentre quelli dazi di Trump sono dazi cosiddetti senza differenza, quindi una cosa veramente economicamente che ha un certo senso illogico, per cui insomma anche la loro reale applicabilità è tutta da verificare, al di là dell'annuncio. Certo. Insomma, vedremo cosa succederà anche e che ripercussioni ci saranno, anche se dagli annunci sembreranno ripercussioni insomma importanti, vedremo come poi anche l'economia della nostra regione riuscirà a far fronte a questo. Guarda, io per chiudere il ragionamento, insomma, credo che in realtà sia molto difficile, partiamo sempre dal principio che Trump faccia le cose che dice, no? Effettivamente in queste prime settimane darebbe l'impressione. Certo. Però già sui dazi tra Messico e Canada, insomma, intanto abbiamo allungato un mese. La politica di dazi è una politica estremamente complessa, noi l'abbiamo praticata in Italia negli anni 80, perché negli anni 80 le auto giapponesi erano sottoposte ad un pesante dazio per favorire i costruttori interni. Non sono serviti a nulla, tant'è vero che poi alla fine i costruttori interni sono diventati uno e poi sappiamo tutti com'è finito e le auto giapponesi sono sulle strade. Quindi insomma che il dazio sia uno strumento efficace, tra l'altro per riportare la manifattura nel paese degli Stati Uniti, dove tra l'altro c'è il 4% di tasso di disoccupazione, i minimi storici. Fare manifattura, insomma, noi ce ne intendiamo abbastanza, significa avere forza lavoro. In un contesto in cui la disoccupazione è molto bassa e gli immigrati vanno rimpatriati, viene difficile capire come si può fare manifattura e agricoltura. Interessante, molto interessante questa riflessione con cui ci lasciamo. Saluto e ringrazio per averci un po' spiegato, entrato nel dettaglio di cosa comporterà questo passo all'intelligenza artificiale per le piccole e medie imprese e poi anche sui dati che il Presidente Trump vorrebbe insomma dare anche al nostro Paese. Al Presidente di Confapi Venezia, Marco Zecchinel, grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie infinite, buona giornata. Io adesso darei qualche minuto di pubblicità e poi continueremo con le notizie. A tra poco. Siamo tornati in diretta giusto in tempo per presentarvi un altro ospite che mi ha raggiunto in studio. Saluto e ringrazio Manuel Giacometti, artista. Sì, buongiorno. Buongiorno, perché lo ricorderete forse, Manuel è stato l'autore di numerosi murales che sono disegnati in tanti muri dei nostri paesi, delle nostre città. Mi ricordo Roncade, poi Vienimi in aiuto. Macerata, Volpago, Padova, se stiamo qua in provincia quelli diciamo. Sì, se stiamo qua in provincia. Sì, e poi Volpago, Roncade e Macerata. E purtroppo salito anche agli onori, se così si può dire, delle cronache, perché hanno spesso subito degli atti di vandalismo, i tuoi murales sono purtroppo stati spesso deturpati. Sì. Diciamo che è stato un grande sfregio, un grande colpo al cuore vedere le opere rovinate,
però d'altra parte sono felice perché la risposta della cittadinanza e dei comuni, dei sindaci e di distribuzione che è proprietaria di Muri si è fatta sentire subito. Infatti sei qui oggi, noi stiamo vedendo un po' dei tuoi murales tra quelli che erano stati rovinati, insomma un prima e un dopo sostanzialmente. Esatto. I messaggi che porti nelle tue opere sono sempre messaggi di pace e di amore. E di amore, sì. Avevamo fatto anche qualche servizio con te, che effetto fa vedere poi un lavoro, un messaggio così rovinato, e poi parleremo poi di come si sta intervenendo per metterli in sesto. Sì, come ti dicevo è un gran colpo al cuore, soprattutto per l'immagine che stiamo vedendo adesso, che è la cabina di Roncade, dove è intervenuto anche il sindaco quella volta e ha detto la sua, perché soprattutto in quello era un concorso pubblico dove una bimba di 9 anni aveva vinto con quel disegno, dove io poi l'ho integrato con la mia arte. E non è tanto il danno che fa il personaggio all'artista, è proprio in questo caso qua specifico è proprio il danno che si fa a una bimba che ha messo impegno, amore e dedizione per poi vedere realizzata l'opera sulla statale, che in questo caso è a Roncade. Magari ci racconterai meglio anche la storia. Quello che mi premeva sottolineare in questo momento è che adesso i murales in qualche modo verranno riportati al loro stato originale finalmente. Sì. Come? Allora, praticamente i comuni e i sindaci stanno già intervenendo perché, ripeto, hanno a cuore comunque l'arte urbana e l'arte in generale e le riqualifiche urbanistiche. In questo caso sono delle cabine di distribuzione. I sindaci di Roncade e di Macerata so che sono già intervenuti, e distribuzione ha già diciamo, sistemato la cabina di Roncade e la cabina di Volpago. Quella di Macerata sarà in fase di restauro a breve, insomma, perché ci sono state delle festività di mezzo, il carnevale, certo, eccetera. Anche perché c'è un po' un iter complicato, cioè non è che si va lì e si pulisce il muro. Esatto, c'è un iter complicatissimo, perché in realtà sono muri di proprietà, anche se sono su suolo pubblico, sono muri di proprietà dell'azienda, e quindi ci sono tutte le burocrazie del caso da gestire, diciamo. Assolutamente. La risposta che stai avendo anche dalle amministrazioni qual è? La risposta è positiva, come accennavo già Macerata e Roncade si stanno attivando, Volpago so che è già stata sistemata. Ho avuto molti messaggi di conforto da parte di utenti, gente che mi conosce, anche comunque individui a me sconosciuti che magari passano davanti alla cabina, vedono il nome e cognome dell'artista, vedono lo sfregio e si permettono di magari tornare indietro in auto e fare la foto e avvisarmi che c'è la cabina rovinata. Quindi insomma c'è anche della solidarietà. Sì, c'è molta solidarietà, soprattutto perché queste 3 cabine in particolare sono state realizzate grazie a dei crowdfunding, quindi delle raccolte fondi popolari che sono state fatte all'epoca online, e quindi quella volta è stato fatto proprio il crowdfunding per dare valore alle persone, certo, che decidevano di collaborare a questo progetto. Insomma, comuni che si stanno impegnando per contattare insomma poi le varie società e riportare insomma i murales, esatto, che sono stati poi voluti appositamente per fare del territorio dei muri magari vuoti e esatto, che vediamo quasi decadenti spesso, esatto, infatti è un progetto che porto avanti dal 2015, che è quello delle riqualifiche urbanistiche grazie all'arte, e più di dire che avete la possibilità di avere un museo a cielo aperto, non solo delle mie opere ma opere anche di altri colleghi, e dovrebbero solo valorizzarle e esserne felici. Manuel, ascolta, sì, proprio parliamo anche di tuoi colleghi, perché sì, il nostro Christian Arboit ieri è stato a Covolo di Pederobba, sì, dove nella notte scorsa sono comparse delle svastiche di vernice rossa su alcuni murales di un tuo collega. Sì. Vediamo il servizio e lo commentiamo insieme. Ma è uno schifo, cioè non so cosa neanche dire sinceramente. Comunque è successo stanotte perché ieri non c'erano. Quei simboli là non è una bella roba, non mi piace. Sono comparse nottetempo e non è la prima volta. Ci sono soprattutto inquietudini e sdegno a Covolo di Pederobba per le svastiche di vernice rossa apparse su alcuni spazi pubblici. Imbrattata la fermata del bus all'altezza del cimitero, con la vetrata subito rimossa dagli operai del comune, e poi il murales dell'artista Diego Montagnier
bunker in via Giacomo Matteotti, una strada dal nome evocativo scelta forse non a caso. Circa un anno fa svastiche erano comparse anche lungo la strada Feltrina. Per il sindaco che ha segnalato l'episodio ai carabinieri la misura è colma. Purtroppo è la seconda volta che questa frazione venne colpita da questo gesto ignobile fatto da una persona ignorante sicuramente, perché disegnare un simbolo del genere vuol dire non conoscere la storia, non conoscere il significato di questa schifezza. Il reato di imbrattamento con l'aggravante delle finalità di odio etnico o razziale può essere punito con una pena fino a 5 anni. È per esempio quello che rischiano i 2 ventenni denunciati a Conegliano dalla polizia per aver imbrattato ancora nel 2023 il centro con svastiche e scritte antisemite. Diciamo che ora metterò in campo tutto ciò che è il mio potere per poter scovare questo ignorante e fargli pagare le pene dell'inferno se posso. Bisogna capire a questo punto se si tratti di un fatto isolato per quanto grave, se sia un raid estemporaneo o ispirato da motivi ideologici. Mi auguro insomma che il sindaco faccia quello che deve fare, perché insomma sporcare i beni comuni di tutti insomma non è quello che noi insegniamo ai nostri figli. Con delle svastiche poi. E soprattutto con delle svastiche. È una cosa molto grave, non è una cosa diciamo normale questo, quello che sta succedendo in questo periodo. Questi rischiano grosso, purtroppo come ripeto loro non conoscono il significato di questo schifo, di conseguenza non si rendono conto di cosa vanno incontro. Non si rendono conto di cosa vanno incontro, dice il sindaco. Sì, ha ragione, sono personaggi che probabilmente hanno dei problemi personali e si sfogano così, poi fa sorridere. A me dispiace molto per il collega Montagnier, con il quale tra l'altro collaboro regolarmente da anni, però fa sorridere perché tra l'altro hanno usato anche uno spray rosso per fare delle svastiche, quindi c'è proprio... Non sanno neanche quello che fanno. E insomma, che effetto fa, immagino a te, ai tuoi colleghi, vedere poi anche il lavoro di giorni, perché non si parla di poche ore, insomma, così deturpato, e anche poi però la solidarietà da parte, abbiamo sentito anche lo sfogo del sindaco di Pederobba Turato, che veramente ci è andato giù pesante, perché poi sono tutti modi per rendere poi il proprio paese, la propria cittadina sempre più accogliente, sempre più aperta in qualche modo. Per noi artisti, anche perché tra l'altro io mi sono sentito anche ieri con Montagnier dopo aver visto il video, sono personaggi che trovano il tempo che trovano, però purtroppo a noi artisti, all'azienda in questo caso e distribuzione, ai sindaci, alla cittadinanza, crea problemi, crea perdite di tempo, crea disagi e l'ho già detto tempo fa in trasmissione, se proprio devono andare a sfogarsi con gli spray, tanto vale che vadano in zone industriali completamente abbandonate, che ne abbiamo tantissime, e diano sfogo lì come hanno fatto tutti. Certo, che comunque contribuiscono insomma al territorio in questo modo. Esatto, poi ripeto, noi cerchiamo di portare il bello. Ma poi da qui si capisce in realtà anche l'intento. Sì, l'intento dello sfregio. Esatto, l'intento è creare problemi, creare fastidio e sfregiare comunque il bello, però sono dell'idea che in questa eterna lotta tra odio e amore e buono e cattivo vincerà sempre l'amore e il bene. È un po' anche il filo conduttore dei tuoi murales. Esatto. Senti Manuel, i comuni ripareranno insomma questi danni, ti hanno già un po' i vari comuni, le varie amministrazioni contattato, ci sono delle date, ci saranno poi magari delle iniziative per una pulizia comune, sai se vuoi anche magari lanciare un appello a questo? Allora, con i sindaci e i comuni che abbiamo nominato prima sono in diretto contatto dal giorno 1, da quando abbiamo scoperto il danno. Purtroppo, essendo comunque dei muri di proprietà di distribuzione, non possiamo intervenire perché è una proprietà privata, anche se è su suolo pubblico. State aspettando il via libera? Stiamo aspettando il via libera. In realtà nel caso mio specifico di questi 3 paesi qua, come dicevo prima, Volpago del Montello è già stata sistemata, Roncade sono intervenuto io qualche settimana fa insieme a un privato, a un imbianchino privato di Roncade che si è offerto per colore, ovviamente previa autorizzazione dell'azienda.
E per quanto riguarda Macerata si tratta di qualche giorno, insomma. E avremo appunto qualche novità oppure proprio sarà ripristinato? No, sarà ripristinata, abbiamo già l'ok, ripeto, è solo questione di giorni perché c'è della burocrazia di mezzo, solite cose, le carte, cartofie varie. Certo. Insomma chiudiamo questa nostra prima edizione anche con questa bella notizia. Invece, come dicono i tuoi murales e come dice sempre tu, l'amore vince sempre, vincerà anche in questo caso. Ringrazio Manuel Giacometti, artista, per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi per la disponibilità. Noi siamo arrivati al termine di questa prima edizione, grazie per averci seguito fino a qui, a tutti l'augurio di una buona giornata. Arrivederci. Salve.